Arriva il giro che dividerà in due la Marca. Sabato la cronometro da Treviso a Valdobbiadene, passando per Conegliano, il Fellettano, il Vittoriese e il quartiere del Piave. Non il passaggio veloce o l'inizio di una tappa come è accaduto negli anni scorsi. Sabato la Marca sarà occupata dal giro per tutta la giornata. La manifestazione tecnicamente inizia tra mezzogiorno e mezzogiorno e un quarto, ma la circolazione stradale sarà inibita dalle ore 10 fino alle 17:30 come minimo, sicuramente fino alle 17:30. Provincia tagliata in due da nord a sud, con solo 3 varchi possibili. I varchi transitabili per la comunità sono solamente nella parte bassa del tracciato sulla Pontebana. Sono indicati su questa cartografia e sono all'altezza di Villorba, di Castrette e Spresiano. Di questi però solo uno è percorribile a tutto il traffico, compreso il pesante, che è quello della SP 102, cosiddetta Postione. Quindi se ad esempio da Castelfranco si vuole raggiungere Oderzo, si potrà utilizzare il sottopasso della Postumia alle Castrette, oppure... L'unico modo per attraversare, per passare da est a ovest del percorso di gara sono questi varchi che abbiamo indicato e la percorrenza della Feltrina e dell'autostrada, che sono le vie, diciamo, di grande scorrimento completamente aperte. Peggio se da Pederobba si vorrà raggiungere il Vittoriese, in quel caso meglio passare per il Feltrino. Inevitabili disagi per chi si dovrà spostare nel corso della giornata. Raccomandiamo assolutamente alla comunità di muoversi assolutamente entro le 10 e dalle 10 in poi di rassegnarsi, se così si può dire, all'eventualità di fare delle lunghe attese, perché tra le 10 e le 17:30 sarà impossibile attraversare il percorso di gara. Bisognerà comunque armarsi di pazienza, ma anche prevenzione, magari pensando già da adesso a percorsi alternativi, magari utilizzando le informazioni pubblicate sui siti. È possibile consultare questa mappa che ha il dettaglio di tutta la viabilità alternativa percorribile sul sito della Polizia di Stato, sul sito della Provincia di Treviso.